Una Venezia strapiena e presa d'assalto dai turisti si prepara a vivere fino a martedì il momento clou del Carnevale 2023 in Laguna. Ieri la sfilata dei carri allegorici ha conquistato il Lido di Venezia, con partenza dei 7 carri da piazzale Bucintore e arrivo in Gran Viale, chiuso al traffico, con oltre 300 figuranti. Oggi, bis a Marghera, da via Fratelli Bandiera per le vie cittadine, passando per piazza Mercato e piazza Municipio, con 20 carri e 900 figuranti. Ma questa sera è anche la notte del Ballo del Doge, l'evento più mondano del Carnevale, con tra gli ospiti d'onore la divina Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta alla Scuola Grande della Misericordia. Un carnevale diffuso a Venezia con maschere tra carri e campielli, ma anche in terraferma in tutta la città metropolitana. Migliaia di persone qui al Lido, nel cuore del Lido di Venezia, e questo dà veramente il via a un gran finale del Carnevale 2023 che sta confermando le più rosee aspettative. Il modello di carnevale diffuso e soprattutto queste manifestazioni che sono così gradite e amate dai giovani, dai bambini, dalle famiglie, portano gioia in tutto il nostro territorio. Un grandissimo ritorno per la seconda volta, purtroppo in mezzo c'è stata la pandemia, abbiamo riportato come amministrazione insieme a Vela questa sfilata dei carri allegorici ed è una grande soddisfazione, un momento di grossa felicità per tutti. Anche gli albergatori si dichiarano molto soddisfatti. 2 weekend con tassi di occupazione elevatissimi ed il primo weekend di Carnevale con tasso di occupazione molto alto lo stesso. Nei giorni feriali c'è sempre il Carnevale, è sempre evidentemente meno gettonato dal turista nei giorni feriali. Adesso le previsioni sono di un calo fisiologico fino a Pasqua e poi da Pasqua riprende la grande stagione del turismo veneziano.